Duse, autore di Aspettando la Serra. Raccontaci brevemente di cosa parla questo. Sì, è un breve documentario su questa serata che è stata fatta circa un anno fa, praticamente di fronte a una serra comunale che c'è ai Giardini di Venezia, e è praticamente è stata fatta questa cosa per sensibilizzare, diciamo, le persone veneziane, le persone del quartiere di Castello, appunto, per l'utilizzo di questa serra che è stata restaurata, e adesso dovrebbero aver finito la gara d'appalto per la gestione, perché il comune non gestisce più queste cose ma dà in gestione, e quindi è stata fatta una raccolta firme eccetera, e quindi di fronte a questa serra sono stati fatti dei laboratori per i bambini, delle recitazioni di poesie, musica eccetera, e questo è un po' il condensato, come si può dire, della serata, un po' che si vede quello che è stato fatto, ecco. Quindi adesso la serra sarà... Adesso non si sa ancora, dovrebbe essere... La parte è uscito, non so chi lo vince, perché tra l'altro vicino, all'inizio della Biennale, c'è un altro posto comunale, il Bar Paradiso, che è stato preso in gestione anni fa ed è un bar... non è che abbia un qualcosa di culturale o di aperto verso il quartiere o cosa, allora c'era un po' questa preoccupazione di poter... che venisse usufruito anche in questo caso qua, no? E il tutto è nato da questo comitato che è stato creato appunto quasi un anno fa a Castello, io vivo a Castello, che appunto cerca un po' di fare delle manifestazioni delle cose anche per così mettere insieme le persone del quartiere. Tra l'altro è uno dei quartieri ancora per il momento un po' popolari, gente che è nata e vissuta là, e non è proprio turisticamente esatto. Va bene, quindi volevi dire una cosa? Sì. Giusto per correttezza. No, solo per correttezza volevo precisare che il comitato Vivo Castello ha raccolto il lavoro di tanti anni, di tante cooperative, diciamo che è stato un po' la ciliegina sulla torta, diciamo, che ha raccolto l'eredità del lavoro di tanti gruppi, associazioni, cooperative che si sono presi a cuore questo posto. È proprio la preoccupazione principale, come diceva anche Michele, il timore era quello che si replicasse quello che è stato fatto in un altro posto comunale, cioè è diventato un bar molto esclusivo anche dal punto di vista dei prezzi, e quindi solo alla portata del turista che può permetterselo, ed è assolutamente chiusa la cittadinanza da questo punto di vista, anche nel rapporto anche con i gestori, tutto. Invece noi volevamo che noi, non come gruppo solo noi, ma un po' le associazioni, il mondo delle associazioni, dei gruppi, voleva che la serra rimanesse serra, e anche se perché ci sarà comunque il bar, nel bando è scritto che ci sarà un bar, però non nella porzione principale della serra, che dovrà essere gestita proprio nella sua funzione principale botanica, ma in una dipendenza che è a fianco, quindi si cerca di conciliare un po' quello che è l'entrata con invece le attività di tipo culturale, didattico, legate sempre alla botanica e a tutti i giardini che ci sono attorno, tra l'altro, quindi c'è tutto il verde che c'è attorno. E questa serata chiudeva un po' un'estate che ha raccolto appunto le firme di tutta la cittadinanza, e sono state presentate anche all'assessorato, e diciamo che abbiamo seguito tutta la vicenda, e anche la stesura del bando ha tenuto conto delle nostre istanze, quindi possiamo dire anche di aver portato una vittoria in questo senso qua, di aver contribuito affinché le cose fossero il più trasparenti possibile in questo senso. Benissimo. Premeva solo dire questo. Ok, allora ringraziamo i dottori. Prodotto da Multimedia Records, abbiamo Stefano Oro, e l'autore in realtà è Giacomo Pasqualetto, e fa parte di una serie di corti, insomma di piccoli documentari che potete vedere anche all'ingresso della festa, insomma nel mondo di Gazebo, e chiederei soprattutto a Giacomo di spiegarci. Sì, io volevo solo dire che sono 8 documentari brevi, perché il più lungo dura 15 minuti, sono appunto visibili nei 2 schermi LCD che abbiamo nello stand di carta,
e ognuno è su dei piccoli problemi locali o piccoli anche più grandi, perché ce n'è, se si parla di PTRC, si parla appunto di una piazza di un piccolo paese che è stata completamente rovinata, si parla di Mestre e quindi varie cose del Veneto su cui porre l'attenzione. Volevo solo dirvi appunto che le diciamo che appunto questo percorso di Multimedia Records è stato parallelo alla campagna contro il PTRC, questo piano regionale appunto di cui la rete dei comitati si è occupata e Carta si è occupata, e è un progetto che insomma vuole anche andare avanti, penso, creando veramente e diffondendo il più possibile anche i DVD. E poi Giacomo. Questo documentario è stato prodotto, diciamo, nella zona del nuovo ospedale di Mestre, quindi tutta quella zona nuova espansione edilizia che è venuta negli ultimi 5 anni, quindi dove possiamo trovare i nuovi centri commerciali direzionali e anche residenziali, appunto. Quindi è un esempio, è uno dei primi esempi a Mestre veri e concreti, e con tutto quello che ci va dietro come conseguenze, di centro polifunzionale così inteso, cioè abbiamo il grande centro commerciale, i grandi centri commerciali e i posti quindi di lavoro, e insieme i posti per divertirsi, i posti del tempo libero, quindi anche come ad esempio il villaggio del fitness, della Virgin, eccetera. E poi abbiamo anche chi ci vive e chi ci abita proprio residenzialmente, come ad esempio le 2 torri che hanno costruito, e quindi sono degli esempi che bisogna stare molto attenti, bisogna effettivamente vedere che effetti, che ripercussioni hanno dopo, su tutto quello che è lo stile dell'abitare, e dopo anche, diciamo, quello che è il consumo di suolo, perché comunque era una zona a vocazione agricola che è stata dopo modificata nel PAT, quindi è diventata zona espansione edilizia.